fatte... No, perché io mi sono preparato pure ombrelle. Comunque, io sto di là con gli altri animali. Quando volete possiamo partire. Indietro! Non c'è posto per gli eppi in questo luogo di giustizia! Sono la mia famiglia! Sì, sono vostro figlio, papà, sono calmo. Sono vostro figlio, papà. Tutta cosa di dai, papà? Indietro! Non c'è posto per gli eppi in questo luogo di giustizia! Sono gli animali! Sono gli animali, scusate, io che sono? Non vedete le orecchie, cose, tengo tutte cose per... Un animale, eh? E sono un animale, devo salire. E che animali sareste? Cioè, sono un gufo. E già ci stanno! Già ci stanno? Ah, no, ho detto un gufo. No, sono una tigre. E sono arrivate! Un cerbiatto. Ci stanno? Un rinoceronte. E ci sono? Un minollo. Un minollo. Un minollo. E che animale sarebbe questo minollo? Cioè, un minollo è... Un minollo è quello che ha... Sono un minollo. Un minollo è quello che ha... Devo salire. Aspettate un momento. Gam! Ma va tutto a posto, sull'arco è tutto pronto, quando Ma possiamo... stai un momento, zitto, per cortesia. Dimmi, sono già arrivati i minolli? No. Già ci stanno. Già ci stanno? Già ci stanno. I minolli. I minolli. I rostrocchi. Già ci stanno. Già ci stanno. Secondo me chi se ne imbroglia, Mosè. Non sono te! Chiamatevi patriarca. Patriarca, mica vi volevo offendere, figuratevi. Voi siete una persona rispettabilissima che... Fatemi salire. Non è possibile, non si può fare. Ma non lo so, che ti costa allora che non tiene possibilità di rimanere per terra, non lo so. Ma non è possibile, non si può Ma fare. voi mi fate salire, tanto che un posto in più, un posto in meno. No, e poi abbiamo tutta l'arca piena di animali. Zebre, coccodrilli, leoni, scoiattoli, tutti qua. Patriarca, non perché mi voglio intromettere, ma a me non me ne importa proprio. Voi portate pure i coccodrilli? Si capisce. Se voi i coccodrilli lasciaste per terra. Un coccodrillo mica è un animale che dici vabbè mi porto un coccodrillo che lo sta là. Un coccodrillo è un animale fatto proprio che proprio venendo qua, letto sul giornale si stava scritto coccodrillo mangia patriarca. Là c'è questa fotografia. Questa fotografia del patriarca, ma non per offendere a voi. Non vizio domo doppia a voi e se l'è mangiato tutto e teneva barba e capelli se il coccodrillo non fa schifo niente. Ma mangiano come gli animali, guardate. Una cosa straordinaria e stavano in buoni rapporti. Non è che dici che non si potevano vedere? No, uscivano insieme. Appena si è girato, sta mangiando un coccodrillo. Fatto proprio che lasciate per terra un coccodrillo, guardate. No, non è possibile. L'ordine è salvare tutti gli animali, me compreso, e la mia famiglia. Per forza. Voi facete tutti una cosa in famiglia. Ma perché proprio voi? Perché proprio voi? Perché è giusto. Grazie, tu sapevi pure tu che sei io figlio. Ma io dico perché proprio lui e invece noi che dobbiamo... Perché è giusto. È giusto, ma perché se no un altro? Perché è giusto. Ma io insomma, io non voglio... Io sono giusto e mi devo salvare. Patriarca, mica ce l'ho con voi, figuratevi. Io chi sia non lo sopporto. Verrà la fine del mondo in 80 giorni. 40 papà, 40 giorni. Figlio Dio del mondo in 80 giorni. Ma non fate così. Mi è stato detto, salva gli animali, salva la tua famiglia, salva te stesso. Se non mi è stato detto niente di voi, e allora vuol dire che... E allora vuol dire che... No, allora vuol dire che? Papà? Allora vuol dire che voi proprio... E allora vuol dire che voi proprio... No, se tenete qualcosa, dicelo. Adesso deve venire diluvio e nessuno ne sa niente, tutti quanti buoni, tutti quanti bravi siete stati. Patriarca, Avete fatto quelle schifezze. E gli avete fatte le schifezze. Uomini, donne, non si capiva più niente, non si capiva. Eppure voi, pure voi. Tu pure se non eri figlio del patriarca ti salvavi lo stesso. No, solo la mia famiglia. Patriarca, scusate, chi si salvava lo stesso? Che chi lo che corna che tiene si imbarcava insieme ai cervi. Solo la mia famiglia, solo la mia famiglia. Patriarca, chi lo si imbarcava insieme ai cervi. Fatemi salire. Non è possibile. Ma che ti costa? Non lo so. Ma voi mi fate salire e io... Non si può. Ma ascolta, io sono una brava persona. Voi siete una brava persona. Fatemi salire. Siete una brava persona.
Voi siete fidanzato. Voi? Voi siete fidanzato. Cioè io, se indovino mi fate salire però. Siete fidanzato, sì o no? Aspetta una risposta. Voi no. No. Voi rubate. No, patriarca, vi giuro mai rubato. Guarda, ho avuto occasioni, ma mai rubato. Mai. Lasciatevi gli occhi chiusi. È peccato. Si capisce. No, sempre con gli occhi aperti. Vi toccate. No, patriarca, mai, vi giuro, sempre con gli occhi chiusi. Gli occhi Gli chiusi. occhi aperti, Mosè! Non sono cos'è. Chiamate il patriarca. Patriarca, sempre con gli occhi aperti rimani così, non mi do. Con chi mai? Con chi ve la fate? Con chi me la fate? È peccato? Dipende. Un momento, Mosè. Non sono cos'è. Mosè, sono tutto sudato, Mosè. Con calma. Allora, tutto sudato. Con chi ve la fate? Con chi ve la fate? Con calma. Con chi ve la fate? Niente, siamo tutti giovani, tutti amici. Sapete, siamo tutti quanti in una piccola che ci abbiamo, no? Siamo tutti quanti insieme, ci vediamo. Loro a volte dicono andiamo a ballare. No, io mai, patriarca. Vi giuro, ma io dico no, loro. Dico no, andate voi. Preferisco io andare a dormire perché la mattina mi sveglio presto e loro vanno a ballare. Loro, no? E però sono bravi giovani. Devo dire la verità, sono tutti bravi ragazzi, sono tutti ragazze. Ci stanno pure le ragazze, ci stanno. E voi con tutte le ragazze. Mica con tutte le ragazze, no? Con una. Con la vostra fidanzata. Solo con la mia fidanzata. E voi con la vostra fidanzata normalmente. Insieme. Insieme. Insieme mica insieme, no! È insieme così. C'è una cosa che è insieme mai, vi giuro. E voi con la vostra fidanzata normalmente, i normali rapporti. Insieme. E voi con la vostra fidanzata normalmente anche in quei giorni. Dico voi con la vostra fidanzata normalmente anche in quei giorni. Cioè in quei giorni. Guarda, patriarca, voglio essere sincero con voi, vi dico tutti i giorni, poi scegliete voi quali volete. Dunque il lunedì. Ma che è lunedì? Sì o no? Avete detto sì? No, ancora non ho risposto. Allora dovete dire no. Un momento. Insomma, sì o no? Allora sì. E allora venga la fine degli ultimi 80 giorni! 40 papà, 40 giorni. No, se siete lei un malvagio, non vi faccio salire. Non vi facciamo salire, vi lasciamo giù. Andiate voi siete giusti, io non devo parlare. Va bene, sto qua, va bene. Però qua me ne vedo bene, e ne mangio e bevo, e femmine 1, 2, 5, 10. Veramente 10? Sì. Una volta 40. 40 femmine voi solo? Io sono 40 femmine. E tenete fotografie. Dico fotografie. No, sentite, facciamo una cosa. Salite sull'arca, raccontate tutto sin dal principio, che tanto abbiamo 80 giorni di tempo, 40 papà, 40 Il giorni! del mondo in 80 giorni. Non fa niente, sta lì. E fammi vedere il fotografia!